Alla fine ci dovremo abituare, ovvero alla presenza delle varianti per quanto riguarda il Covid. Ora si parla della variante Delta, prima si parlava della variante inglese, poi sudamericana, brasiliana, insomma ce ne sono. Bisogna capire che effetti avranno anche sulla campagna vaccinale e sul nostro tipo di salute. Perché sta colpendo dei paesi come la Gran Bretagna e se i pericoli ci sono a partire da quest'autunno. Tutte domande che faremo questa sera, durante la puntata di Screenshot, l'ultima della settimana, a partire proprio dal nostro ospite principale, che è Marco Gerdol, genetista, che abbiamo qui con noi, direttamente collegato via Skype, una presenza anche che abbiamo avuto modo di notare, di avere, di colloquiare anche nelle puntate precedenti, quando i pericoli erano ancora maggiori. Buonasera Gerdol. Buonasera. Allora, volevo fare prima di tutto questo, io ne ho buttato un po' di domande, ecco, ma ricapitolando, che effetti si avranno innanzitutto su questa campagna vaccinale con questo tipo di variante? Che variante è? Se è una variante che può essere cattiva di per sé oppure che cosa può portare? È una variante che ha un grado di trasmissibilità maggiore, quindi è in grado di diffondersi più facilmente rispetto alla variante inglese alla quale ci siamo abituati negli scorsi mesi. Però non è una variante che ha delle particolari proprietà di immunità, di evasione immunitaria, quindi non sembra, secondo tutti i dati a nostra disposizione che stanno venendo, sono stati resi disponibili dalle autorità inglesi, non sembra una variante in grado di mettere in crisi la campagna vaccinale. Riduce un po' l'efficienza dei vaccini, soprattutto però in seguito alla somministrazione della sola prima dose, mentre tutti i vaccini, sia i vaccini AstraZeneca che il vaccino Pfizer, BioNTech, continuano a mantenere un elevatissimo livello di protezione quando le dosi somministrate sono due, soprattutto nei confronti delle forme più severe della malattia. Perché proprio in Gran Bretagna? Perché proprio in Inghilterra? Prima abbiamo sentito parlare di variante inglese, adesso della variante Delta sempre in Inghilterra. Perché proprio lì, in quel paese? Paese che peraltro ci ha abituati a una campagna vaccinale molto spinta rispetto agli altri paesi europei. Sì, la variante Delta era stata battezzata già un paio di mesi fa variante indiana, proprio perché si era sviluppata in modo particolare, si era diffusa molto nel subcontinente indiano. Come sappiamo, nella sola Londra vivono più di 500.000 cittadini indiani e sono proprio stati i movimenti di queste persone dall'India durante un periodo di festività religiose a portare molti casi da importazione. Poi questo ha dato luogo a una serie di focolai locali che si sono però sviluppati soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione, tant'è che oggi la maggior parte dei casi registrati in Inghilterra sono giovani non vaccinati, tant'è che questa impennata nel numero di casi, che ieri ha superato le 16.000 unità, per ora non si sta traducendo in un aumento proporzionale del numero di ricoveri e decessi, che certo stanno aumentando, ma stanno aumentando in modo molto molto inferiore rispetto a quello che era accaduto nelle precedenti ondate invernali. Quindi questo fa ben capire come i vaccini continuino ad essere particolarmente utili, ma bisogna continuare a stare molto molto attenti proprio perché questa variante è una variante particolarmente trasmissibile e Ecco, fino a quando non raggiungeremo una soglia di immunizzazione tramite vaccinazioni molto molto elevata, resterà comunque il rischio di poter avere delle nuove ondate, anche se probabilmente non di proporzioni simili a quelle precedenti. ecco, lei parlava di India, quindi portato dall'India e verso altri tipi di paesi. Adesso mi viene da pensare ad esempio ai tanti migranti che ci sono pakistani, afghani, che stanno arrivando anche attraverso le varie rotte, la stessa balcanica che arriva per esempio in Friuli Venezia Giulia. Questi potrebbero portare per esempio questo tipo di variante, cioè è un problema? Ma io più dei migranti mi preoccuperei degli spostamenti legati al turismo, perché quella che noi chiamiamo variante indiana ormai per numeri assoluti è molto più diffusa, ad esempio, in tutta Europa di quanto non lo sia nel continente indiano, no? Ormai rappresenta più del 90% dei casi in Inghilterra, ma si è diffusa moltissimo anche in Russia, ad esempio, in Portogallo, dove rappresenta più della metà dei casi registrati. Quindi di fatto legare una variante a un paese è un
qualcosa di abbastanza fuorviante, ed è anche questo il motivo per cui l'OMS ha proprio spinto per rimodulare, diciamo, la nomenclatura delle varianti stesse, tentando di slegarle ai paesi di origine e piuttosto legandole a queste lettere dell'alfabeto greco. Quindi indipendentemente dalla movimentazione dei migranti, diciamo che sono i movimenti delle persone che come sempre rischiano di portare una nuova variante, di introdurre una nuova variante in un contesto dove al momento, come quello italiano, insomma, i casi continuano ad essere in discesa. In Italia, ma anche in Friuli Venezia Giulia soprattutto, si sta facendo il tracciamento adatto, secondo lei, per questa variante ma anche tutte le altre? Allora, dal punto di vista di quella che è cosiddetta sorveglianza molecolare, quindi sequenziamento, l'Italia continua ad essere molto molto indietro rispetto alle nazioni leader in Europa, come la Danimarca, il Regno Unito stesso. Quindi anche le stime sull'abbondanza, la frequenza della variante Delta e delle altre varianti che ci arrivano sono vecchie di almeno un mese. Quindi quando noi diamo una stima della variante Delta del 5-10%, dobbiamo sapere che si tratta di una stima che ormai è piuttosto datata. Il tracciamento invece, sotto il punto di vista del classico utilizzo di tamponi per monitorare i contatti stretti delle persone positive, continuerà ad essere uno strumento molto molto importante. E non dobbiamo dimenticarci che questo dovrà continuare ad avvenire anche nelle fasi successive, quando auspicabilmente il numero di persone vaccinate sarà maggiore. Tutto assieme, il tracciamento dei casi e le vaccinazioni dovrebbero garantirci la possibilità di riuscire a mantenere la situazione sotto controllo anche nei prossimi mesi. Ecco, questo mi ha anticipato la domanda successiva, ovvero quella di ottobre, se riusciremo a tenere sotto controllo la situazione, visto che nel periodo di settembre-ottobre ricominceranno poi le scuole, sappiamo che la trasmissibilità dei ragazzi è maggiore rispetto a tutti gli altri, però la campagna vaccinale si avvicina verso quell'80% che dovrebbe darci delle rassicurazioni, no, a quel proposito. Le chiedo anche se dovremmo abituarci, cosa che ho detto dall'inizio della puntata, a questo genere di varianti. Allora, è chiaro che più aumenterà la platea dei soggetti immunizzati, vuoi per infezione naturale, vuoi per vaccinazione, meno terreno fertile qualsiasi variante troverà per potersi diffondere. Quindi diventerà via via più semplice riuscire a contenere ovviamente nuove ondate. Ovviamente è difficile prevedere ad oggi cosa potrà succedere da qui a qualche mese, però il virus naturalmente continuerà a mutare, continueranno a spuntare altre varianti, però insomma io guarderei sotto questo punto di vista il bicchiere mezzo pieno, perché se pensiamo che la variante più pericolosa che è nata in questo primo anno e mezzo di pandemia sia proprio la variante Delta, è pur sempre vero che la variante Delta, dal punto di vista della riduzione dell'efficacia del vaccino, comporta una riduzione stimata veramente in pochi punti percentuali. Parliamo di una riduzione più o meno del 6-8% per quanto riguarda l'efficacia nel prevenire le forme sintomatiche, e una riduzione che non è significativa per quanto riguarda invece la riduzione delle forme severe che richiedono ospedalizzazione. Quindi continuiamo a monitorare questo aspetto perché è importante, ma non dobbiamo nemmeno farci prendere dal panico. Terza dose in autunno, per chi l'ha fatta a inizio gennaio, febbraio, è una cosa giusta? Beh, questo se ne parla naturalmente, abbiamo tanti dubbi a riguardo perché continuiamo a non sapere esattamente quanto durerà la protezione conferita dai vaccini. Ci sono tanti elementi che ci portano a pensare che questa protezione possa mantenersi abbastanza efficiente anche per 12 mesi, forse anche più, però naturalmente questa incertezza che è legata anche all'emergenza di varianti che, come dicevo prima, hanno comunque alcune proprietà di evasione immunitaria, chiaramente tende a spingere la ricerca verso lo sviluppo di questi ipotetici booster che potrebbero essere necessari, soprattutto nelle persone anziane, dove per appunto il titolo anticorpale tende naturalmente a scendere in modo un po' più rapido rispetto alle persone più giovani, esponendole dunque a potenziali rischi di reinfezioni, che però, va detto, fino a questo momento, anche secondo i dati inglesi, non rappresentano insomma un numero così significativo.
Giusto spingere quindi su una campagna vaccinale spinta proprio sulle fasce più anziane rispetto a quelle più giovani, cioè preoccupa di più insomma se magari c'è un calo delle adesioni sugli over 60 piuttosto che vedere su quelli degli over 30, faccio un esempio. Sì, certamente è evidente che più una persona anziana, più sono i rischi a cui questa può essere esposta in caso di infezione, però non dimentichiamoci che tutta la popolazione contribuisce ovviamente a creare un bacino potenziale per la diffusione di un virus. Quindi sarebbe importante tentare di raggiungere il livello di copertura più elevato possibile in tutta la popolazione, fermo restando che andrebbe promossa quanto più possibile ovviamente la campagna vaccinale nei soggetti un po' più anziani, che naturalmente sono a maggior rischio. Bene, se tanto mi dà tanto che dovremmo abituarci a queste varianti, allora vuol dire che ci sentiremo anche le prossime volte, dovesse comparire un'altra variante. Va bene? La ringrazio. Grazie, buonasera. Grazie, buona serata a lei. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità, cambieremo totalmente argomento perché parleremo della bufera che c'è all'interno del Movimento 5 Stelle. Parleremo quindi di politica con Conte che è pronto a lasciare quella che doveva essere la guida appunto del nuovo Movimento 5 Stelle. Pubblicità. Bentornati per questa seconda parte di Screenshot che volta pagina rispetto a quella parte precedente in cui abbiamo parlato di Covid e di varianti. In questo caso parliamo di politica e dovremo avere in collegamento il parlamentare deputato del Movimento 5 Stelle Luca Sut. Vediamo se riusciamo a collegarci. Eccolo lì. Buonasera. Buonasera a tutti i telespettatori. Bene, Sut, le faccio subito la prima domanda a bruciapelo. Lei sta con Conte o con Grillo? Ma diciamo che non va creata questa divisione. Io sto con il Movimento 5 No, Stelle. ma se lei mi dice che non c'è divisione, però la stoppo subito. Allora, Conte dice che vuole lasciare. Leggo dai giornali. D'altra parte, Casaleggio dice che sta con Grillo. Le agenzie stanno passando questo. Fa parte di una discussione interna tra il nostro garante Beppe Grillo e Conte che dovrebbe e dico personalmente dovrà essere la nostra figura di capo politico, come spero che sarà. È in corso una discussione, possiamo chiamarla anche trattativa, insomma, perché stiamo parlando di una rifondazione del Movimento 5 Stelle, un cambiamento anche importante all'interno del nostro movimento. È una fase storica, come ho detto, insomma, del nostro movimento, che ha degli aspetti un po' delicati su cui si sta cercando di superare. Ho letto anch'io, come state leggendo anche voi, le agenzie che stanno uscendo, però io rimarrei in attesa, non vorrei commentare più di troppo, insomma, quello che sta uscendo, perché secondo me ci vuole ancora un attimo di pazienza, come anche ci ha detto ieri Grillo, che abbiamo incontrato a Roma in assemblea. Poi è uscito tutto sulle agenzie quello che ha detto, però sulle agenzie è chiaro che non esce il tono e l'ironia che solitamente usa Beppe Grillo quando parla. Sì. È chiaro che prese come agenzie lette così possono indurre a delle considerazioni un po' diverse, però vi dico, io quello che c'ha certo, io la ieri... capisco quando lei dice che l'ironia va presa per quella che è quello di Grillo, insomma ci ha abituato ad essere un comico, ci ha abituato ad essere un capo politico, il garante del Movimento 5 Stelle, varie figure, insomma un personaggio istrionico. Certo che se fosse stata ironia semplice Conte non avrebbe mai detto che la situazione è irrecuperabile, va detto questo, insomma, da quello che leggo, io non è che sono vicino a Conte. Ma appunto, però voglio sottolineare una cosa, Conte non l'ha detto perché non ha lasciato dichiarazioni, stanno uscendo delle agenzie come succede sempre, io non ci metterei la mano sul fuoco il fatto che l'abbia detto lui. Io per quello che so, perché sono in corso delle interlocuzioni con lui ed è uscita, come avete visto, un po' delle agenzie uscite, sono andato il ministro Patuanelli che sta cercando anche di mediare, insomma, se vogliamo chiamarla mediazione, per questa situazione. Io sono convinto che si arriverà a una conclusione degna, insomma, per portare avanti il nostro progetto. Senta, ma lei mi sta dicendo, lei mi sta dando una notizia praticamente che tra Conte e Grillo a mediare è Patuanelli?
No, io so solo che in questi momenti da Conte sono andati il ministro Patuanelli, la senatrice Taverna e il capogruppo, presidente del gruppo del Senato Licheri, sono Va bene. da Conte per parlare, insomma, per cercare di risolvere la situazione. Io ripeto, la situazione è dubbio che è delicata e ci siano dei problemi, se no non sarebbero uscite anche quelle agenzie. Ma tornando alla domanda iniziale, io non mi sento di dire che sono né uno o l'altro, e sono tutte e due figure indispensabili per il movimento, uno che l'ha creato insieme a Gianroberto Casaleggio e uno che ci ha portato, una figura di Conte che ci ha portato al governo, che ha portato ad evolvere e far crescere il movimento. Il movimento del futuro ha bisogno di tutte e due le figure, quindi mi sento di dire che io sto con tutti e due, non con uno o con l'altro. Senta, ma le faccio veramente l'ultima domanda. Le ho rubato anche fin troppo tempo per quanto riguarda questo argomento e ne abbiamo altri, ma lei si sente tranquillo in questo momento, deluso un po' da tutte queste divisioni? Cioè, il suo stato d'animo volevo avere, ma anche di qualche suo collega nel Friulano tra i deputati, senatori, deputati. No, sicuramente non fa piacere leggere alcune agenzie, alcune informazioni che escono, soprattutto perché noi parlamentari nel frattempo non è che siamo qui ad aspettare che si risolva, sì, nel frattempo che stiamo aspettando, insomma, che si risolva questa situazione, stiamo lavorando, perché ricordo che ci sono due importanti decreti in fase di conversione alla Camera, il decreto sostegni bis e il decreto semplificazione. Sono due decreti molto importanti per il futuro del nostro paese, uno che riguarda il sostegno delle imprese, l'altro che riguarda l'applicazione del PNRR, quindi diciamo che nel frattempo noi stiamo lavorando a testa bassa. Speriamo che si risolva nel modo migliore questa situazione, come sono convinto che sarà. Voglio essere positivo, come insomma mi contraddistingue. Non posso dire di essere, sicuramente non sono deluso, un po' di rabbia c'è, un po' di rabbia per leggere alcune affermazioni che escono dalle agenzie, che come ho detto sono agenzie che come al solito escono, ma non è detto che siano i veri pensieri delle Sì, persone lei dice praticamente che ce lo dicano in faccia come stanno le cose, perché ieri Grillo ha incontrato i parlamentari, tutto questo non era uscito, insomma, sembrava che non fosse No, ha uscito. detto, Grillo è stato chiaro ieri, ha evidenziato che ci sono state delle problematiche nella definizione del nuovo statuto, questo è evidente, ce l'ha detto, ma ci ha anche detto che ci vogliono ancora 4-5 giorni per definire le ultime cose e per dare appunto l'incarico a Giuseppe Conte, poi ufficializzato anche dalla votazione nella piattaforma che faremo, per dare l'incarico appunto ad essere il nostro capo politico. Senta, io abbandono questo quadro nazionale, volevo parlare anche un po' di quadro regionale, anche se lei adesso è più a Roma che qui, però so che ha uno sguardo anche sul Friuli Venezia Giulia. Qua si va a elezioni prossimamente, due importanti capoluoghi come Trieste, capoluogo regionale, e poi anche Pordenone, soprattutto Pordenone, la sua città, insomma. Come vi state approntando a questa sfida sapendo che il Movimento 5 Stelle diciamo, è sempre stato un po' più debole sulle amministrative? Cioè, creerete questa unione, questa federazione con il PD? State lavorando in questo modo? Parlo di federazione, magari parlo in maniera impropria, forse perché ho sentito troppe federazioni sul centrodestra, non lo so. No, non la chiamerei appunto federazione. Diciamo che il Movimento 5 Stelle ha lasciato la libera scelta nei territori. Se ci fossero le condizioni per poter fare un accordo con appunto il PD e liste civiche, viene lasciato appunto la decisione ai territori, come è successo appunto per quanto riguarda Pordenone. Noi abbiamo 4 consiglieri comunali uscenti e con il gruppo locale degli attivisti, il gruppo di Pordenone, ha deciso appunto di intraprendere questa strada, quindi è in corso la definizione del programma di coalizione con il PD e due liste civiche. E, come ho detto, sono in corso ormai la coalizione penso che sia ben salda allo stato attuale. Sono, come ho detto, in corso delle decisioni per quanto riguarda il programma condiviso, ma la strada insomma è ben lanciata. Il candidato sindaco è Zanolin, come sicuramente avrete sentito parlare, Sì. che è un'ottima figura
civica del nostro territorio e della città di Pordenone. È una persona molto conosciuta anche per le sue esperienze politiche passate. Penso che sia un candidato valido contro il candidato sindaco uscente. Trieste? Trieste invece, come ho detto, la libertà di scelta che è stata lasciata ai gruppi locali e ai consiglieri uscenti. Trieste invece ha deciso di proseguire da solo, quindi con una propria candidata sindaca, e quindi si presenteranno in coalizione. Chiaro, come è giusto che sia, io condivido la scelta, perché anche a Pordenone, quando abbiamo appunto fatto le nostre riunioni, come facciamo sempre, è stata posta davanti appunto la possibilità di farlo, ma non era un obbligo, come non è un obbligo da nessuna parte, come per esempio in esempi più importanti a Roma, per esempio la nostra sindaca Raggi si presenterà di nuovo da sola e non in coalizione, perché non ci sono i presupposti per poter fare una coalizione. Certo. Voi dei 5 Stelle avete intrapreso una strada molto chiara, quella dell'ambiente soprattutto. Si parla di transizione ecologica, si parla, insomma, tra queste mi viene in mente soprattutto la questione superbonus, che abbraccia cantieri, riqualificazione, ambiente. La norma del superbonus, come sta andando tra materiali sempre più che costano sempre di più, tra una burocrazia sempre più farraginosa? Sappiamo che però il concetto è buono, immaginiamo, insomma, ecco. Nessuno mette in dubbio che è un'autentica rivoluzione, una spinta per l'edilizia. Qua in Friuli Venezia Giulia ci sono state ricadute significative? Allora, sì, attualmente vi do anche il numero di interventi che io ho i dati aggiornati forniti dall'Enea, sono aggiornati al 3 di giugno, attualmente ho questi. In Friuli Venezia Giulia ci sono 468 interventi con un ammontare ammesso della detrazione, insomma, di progetto di 60 milioni di euro. È una misura che sta avendo, insomma, possiamo dire che è partita, la norma è stata introdotta, a cui mi ha visto anche insomma, a livello normativo contribuire alla stesura sia della norma nel decreto che poi nelle fasi emendative di miglioramento. È partita, il decreto è di luglio, di giugno del 2020, però diciamo che in attesa dei decreti attuativi e del fatto che appunto la misura entrasse in regime, possiamo dire che effettivamente è partita a gennaio di quest'anno la misura, considerato anche che l'intervento più importante, che è quello dell'isolamento a cappotto, insomma il cappotto per gli edifici nei mesi invernali, almeno qui da noi non si realizza, quindi sono partiti quindi nei mesi di primavera. Diciamo che è tutto in evoluzione e anche i dati che fornisce Enea sono evidenti, c'è un aumento esponenziale degli interventi. Come ha detto lei, ci sono alcune problematiche dovute al calo dei prezzi e la mancanza soprattutto dei materiali, che sono due problemi che sono collegati. Non sono dovute al superbonus, perché non è quello che fa aumentare i prezzi, certo, anche se magari ci può essere qualcuno che sta speculando, ma questa è un'altra cosa. La problematica dovuta appunto alla carenza dei materiali è dovuta dalla pandemia che stiamo superando, che riguarda tutto il mondo, e i mercati come quello della Cina e degli Stati Uniti, che sono partiti molto prima rispetto all'Europa, hanno fatto praticamente razzia, se vogliamo chiamarla così, di materie prime, quindi ne sono rimaste poche, quelle che ci sono. Sì. La legge del mercato prevede appunto un aumento di prezzi. Stiamo lavorando anche su questo. Io ho fatto un'interrogazione in question time la settimana scorsa alla Camera al ministro Giorgetti per chiedere appunto cosa intende fare il governo per questo aumento di prezzi. Giorgetti l'abbiamo sollecitato a fare presto, a muoversi presto, e siamo in attesa che esca un decreto MEF e Ministero delle Infrastrutture, MIMS, e il governo sta parlando anche a livello europeo, perché questa è una partita sicuramente europea, ci vogliono le discussioni anche con gli altri stati,
e quindi si farà qualcosa anche in questo campo. Stiamo lavorando anche sulla semplificazione del super bonus, non ultimo appunto sul decreto semplificazioni. Qualcosa ha già fatto il governo all'interno del testo del decreto, qualcosa stiamo presentando noi come Movimento 5 Stelle come appunto emendamenti di modifica. Abbiamo pronto depositato un pacchetto che va appunto ad semplificare alcuni passaggi del super bonus. Grazie Sut per questo intervento suo che ci ha chiarito anche un po' la situazione che ci sono a livello nazionale, ma anche l'ultima parte per quanto è il super bonus. Grazie mille e buona serata. Buona serata. Bene, io concludo salutandovi, vi auguro un buon weekend ovviamente, ma Screenshot torna come sempre mercoledì prossimo. Grazie, arrivederci.